Il Matera, in maglia azzurra sui teleschermi, ottiene un prezioso 0-0 a Bitonto e grazie alla sconfitta interna della Cariatesi ad opera del sorprendente Tricase raddoppia il suo vantaggio in classifica sui calabresi. Quest'oggi i biancazzurri erano attesi da un impegno molto delicato. Dopo il 6-0 inflitto alla modesta Paolana, c'era da verificare soprattutto la condizione psicologica della squadra in trasferta priva degli squalificati Cimino e Danza. Ebbene, anche oggi il Matera ha dato prova di carattere sfoderando la grinta nei momenti cruciali della partita. Presentatisi in campo con una formazione a trazione anteriore, Corrieri e compagni hanno tentato inizialmente il colpaccio a sorpresa. Si sono però trovati di fronte un Bitonto particolarmente caricato ed incisivo, per nulla intimorito dal confronto con la capolista. Ne è venuta fuori una gara vibrante, maschia, con gran dispendio di energie da parte di tutti i contendenti e giocata prevalentemente a centrocampo. Più interessante ed equilibrato il primo tempo, che ha mostrato le cose migliori sul piano tattico. Più confusa la ripresa con il Bitonto che, schierato in favore di Vento, ha esercitato una più continua pressione territoriale. La cronaca vede il Matera subito in avanti. Al 12° Fanelli ha indirizzato verso l'incrocio un tiro preciso ma non violento che Basile ha neutralizzato in angolo. Al 23° Corrieri ha cercato di sorprendere di testa l'estremo difensore bitontino con conclusione a lato. La risposta del Bitonto nella prima parte della gara è tutta racchiusa in un tiro di Cirillo che poteva creare qualche grattacapo. La palla si è stampata sulla faccia esterna del palo. Nel secondo tempo, come già detto, il Bitonto si è portato in avanti con maggiore incisività, ma solo una volta si è reso pericoloso. Si era al 6° minuto quando Cirillo, da posizione angolata, ha impegnato severamente Barberio, anche oggi apparso sicuro tra i pali. Sul conseguente tiro dalla bandierina si è creata una paurosa mischia con la palla che ha danzato pericolosamente nei pressi della linea di porta. Fino al termine, da registrare solo l'efficacia della difesa biancazzurra, che ha chiuso agli avanti neroverdi ogni spazio per il tiro. Un pareggio quindi, come si diceva all'inizio, oltre che meritato, più prezioso di quanto non potesse apparire alla vigilia. Un risultato positivo che fa morale in vista della prossima partita il 21 settembre contro l'Altamura, vale a dire la squadra che a questo punto, con la Cariatese in piena crisi, appare l'unica in grado di poter contrastare il passo alla capolista.